Bene, noi carichiamo il suocero veicolo e andiamo. Ciao, alla prossima. Cioè, coincidenza di coincidenza, abbiamo anche i cugini e la Lescia qua. Sì che siamo distantini da dove stiamo noi. Comunque no, avevo fatto il saluto prima per sicurezza, se non me ne dimentico. Volevo farti vedere i cigni, vedi? Ciao signor Cigno, ciao sì. E basta, adesso andiamo all'albergo a riprendere gli ultimi bagagli, dopodiché ci faremo una passeggiata lungo lago, tra parentesi a 1 chilometro dal lago di là c'è l'area camper, costa 8 euro, si sono appena informati i Singani, quindi le prossime volte ci torneremo senz'altro anche in camper e basta, insomma adesso andiamo a fare una camminata a fare 2 o 3 foto. Nel frattempo dobbiamo fare le foto ai cigni, ma questo non collabora, abbiamo fatto, eccolo, vai, perfetto, hai visto? Guarda come nuota, vedi? Come fa con le zampe, dà il colpo e dopo tac, tipo gli squali, no? Che danno i colpi e dopo scivolano nell'acqua, hai visto? Mentre le paperelle la prendono il sole. Giù, guarda cigni che arrivano ancora, guarda. Giù. Sì, hanno detto, qua c'è il famoso fotografo Giacomo, ha detto dai che andiamo a farci fare le foto. Mascherine quelli sono tipo parecchi, sì. Ah, è tipo, sai che il serpente quando cambia la pelle, qua invece ha cambiato la dentiera, che forte. Ma sì, dai, guarda, con tutte le cose. Ciao Melissa! Posto? Tutto a posto? Sì, è incredibile, no? Come a Segusino troviamo una quantità incredibile di spazzatura, qui ad Alleghe troviamo una quantità incredibile di cacche di cani. Per carità, anche qua non c'entra nulla gli abitanti di Alleghe, come non c'entrano nulla quelli di Segusino. È incredibilmente il tipo di turismo, ma sì che bidoni ce ne sono, voglio dire, quindi. Is it something in the air tonight? Is there a full moon shining bright? Am I waiting on a fantasy? Will I ever get what's coming to me? Don't tell me how you think I should feel, baby, that wasn't part of the deal. You know we don't have to pretend, we don't want the conversation. I got no words left in the jar. Ok, ho lasciato a casa il microfono. Comunque questa sarebbe l'area camper. C'è l'area camper deve essere un parcheggio spastrocciato. Ma il carico è scarico almeno, non vedo niente. Sembra un buco. Sai come fanno a far pagare 8 euro questa pozzanghera? Decisione estrema per l'area camper, non perché è brutta, non perché è piccola, non perché ha chissà cosa o non ha chissà cosa, ma perché è anche distante dal centro, neanche quello, ma perché ti fanno pagare 8 euro per niente? This mountain's getting harder to climb. This love is getting harder to find. Do you wish that I was somebody else? I can't give you any more of myself. Are you gonna walk away from something real, baby? That wasn't part of the deal. Do you love me, or are you confused? 'Cause something don't add up about me and you. If you want me, then show me the proof. 'Cause something don't add up about me and you. Ciao caprettina, guarda! Che bella! Oh, amore, non ti piace? Ciao! Or are you confused? 'Cause something don't add up about me and you. If you want me, then show me you do. 'Cause something don't add up about me and you. Ora comincia la mamma a portarlo a casa questo. Eh sì, perché è tipico digli, quindi bisogna portarlo a casa. Per avere un ricordo. Sì, Vedi qua, secondo me questa è una foglia di ciclamino. Un giorno nascerà il ciclamino.
C'è una cacca? Sì. Ma quante cacche lasciano qua? Allora, sono appassionati di cacca in questi posti. Balneazione vuol dire entrare in acqua, però sono stati furbi perché hanno già scritto non tuffarsi, se uno si tuffa e comunque dopo il tuffo sta balneando, quindi, cioè, capisci? Potevano risparmiarsi. Ti porta a fare le robe estreme? Ah! Perché Italia il video sarebbe anche finito, ma siccome c'è la bassa laghea, non marea, possiamo entrare nel passaggio segreto del lago del Mis, dove si entra nelle grotte sotterranee. Vieni, vieni. Che bello, da una vita non ci venivo perché c'era sempre l'acqua alta, accidenti. Si spulizia come una bissia. I've tried to warn you with logic in part, basic science and truth, Che ficata, fica Italia! breaking apart. Bene, noi abbiamo fatto le nostre foto fighe e andiamo via. Dici, show belli! Questi pampini moderni che li cresciamo alla vecchia maniera. Fatà, fermo là. Lo fai Ale? Oh. Lui? Ce la fai, amore? Credo di sì, perché ho la macchinetta. Oblè. Sì, certo che non è più tanto segreta la mia entrata, voglio dire. Vabbè, la mia ex entrata segreta. La cosa interessante è che trovi tipo i fricchettoni, no? Sei sempre senza mascherina, non con la mascherina giù, tipo adesso che sto riprendendo non c'è nessuno, no, proprio completamente senza, che se ne vanno a camminare in mezzo alla gente. Per carità, magari potrebbe, metti anche ipotesi che non esista il coronavirus, no, ipotesi, però nel dubbio tu infetti o ti fai infettare a cazzo, cioè capisci, nel dubbio. E i fricchettoni moderni sono fatti così, cioè pensano di aver sempre capito tutto del mondo, qualsiasi cosa, anche di materie che proprio assolutamente proprio non potranno mai competergli, tipo appunto la virologia, la scienza, eccetera, no? Quindi anch'io che sarò anche un essere intelligente, ma ovviamente non ne so assolutamente un cazzo di coronavirus, eccetera, non potrò mai saperlo, hai capito? Quindi nel dubbio, quando c'è gente in mezzo al casino, mi metto la mascherina. Riassunto, nel caso magari che qualcuno, non si sa mai, non l'ha capita, magari appunto non esiste il coronavirus, a mascherina non serve, ma nel dubbio costa niente. Ora ragazzi, stiamo andando al castello di Zumelle, che avevo letto non ci si poteva entrare col camper. Io la vedo sì molto difficoltosa per certi punti, perché la strada è molto stretta, ma non mi sembra impossibile. In ogni caso adesso non è che ti riprendo tutto, una volta arrivati proprio al castello ti dirò se alla fine è pulminabile oppure no, perché praticamente a sto famoso castello di Zumelle c'era una area camper, diciamo, che però tutti scrivevano sì, ma è solo per furgonati, non per camper, ok? Andremo a vedere adesso. Vado giù? Sì, sì, no, vabbè, te vai tranquilla. Sì, è diciamo particolarmente difficile per i camper. Ma sono scemi, camminare in mezzo alla strada. Facciamo strike. Ma no, vabbè, insomma, dai, sì, Poletti. in parte, dai. Sì, qua sarebbero state bestemmie con Pullman, vai piano che è tutto Sassolini. Vabbè, ci sono lavori in corso, giustamente. Comunque il tipo, noi stiamo facendo sta roba non perché siamo scemi, ma perché il tipo ci ha detto che sopra era pieno di macchine, quindi tutti hanno fatto sta strada. Sì, ma vedi, domenica ovviamente non stanno lavorando, fra settimana secondo me era Sì. Comunque vabbè, è una strada molto stretta in ogni caso, dai. Pulminabile senza ombra di dubbio, con non poche rotture di scatole, ma pulminabile. Sì, è un tornante, sì, no, che forse non è pulminabile questo tornante qua. Fammi vedere. No, vabbè, è come quello che abbiamo fatto in Toscana, col pulmin ce la fa, che bello! La fontana. E ce la fai con una manovra, ok? Fai una manovra in più. Ma no, non è da vomitare. No, c'è delle curve molto particolari, però vabbè, insomma, ce la si fa Italia, dai, madonna, con un camper di 7 metri ce la fai tranquillo. Certe curve, vabbè, non ce la farei in un colpo solo, ma devi fare una manovrina in più e via. Dimmi Giacomo? Non è tanto. No, direi
No, diciamo sono salite esagerate, forse abbiamo fatto di peggio sotto San Marino, cioè non ci sta un 2005 di SUV qua in seconda, la sta facendo a fatica. Che ti devo dire? Vabbè, dicevano sì che non è da fare in camper. Vai, piano. Giacomo, per favore, fatemi un po' di... Piano, tranquilli. Stavo appena dentro, me la sono vista sbucare. Tranquilla. Io non voglio andare. Metti le marce sempre basse e non bisogna mai aver fretta, se no si va in panico. Altra macchina col nonito e il cartello Castello di Jumelle qua a sinistra. E vedi che c'è il cartello camper, però ragazzi no, cioè col furgonato sì, tranquillo, ma col camper ce la fai, ma non è per nulla piacevole. Fammi vedere dov'è il parcheggio Qua a camper. destra, a sinistra. Sta merda qua. Ma non c'è carico, non c'è... Ah sì, c'è il carico, eccolo lì, è lo scarico. E anche la colonnina della corrente. No, che figata. In parte è il castello, che bello il castello. Però a vedere se c'è posto avanti, perché noi siamo molto C'è il stanchi. parcheggiatore lì? Non lo so se c'è un parcheggiatore, se no parcheggiamo di qua. Perché digli noi siamo poveri. Credo che abbiamo quella salita da fare, Piti. Eh sì. Guarda, come fare innervosire la mamma, guarda, vedi, perché gli dici siamo sopra il ponte, potrebbe cadere, c'è anche coda, quindi fanno più peso, no? Ma non ho neanche il costume, non ho il trucco waterproof. E lei prende paura quando è sopra i ponti, quindi sai che anche tu, se vuoi fargli ogni tanto un po' di paura, che secondo me serve anche per la circolazione, no? Per smuovere un po' il sangue. Eh sì, tu gli dici del ponte che potrebbe cadere e lei va in panico. No, non è panico, cioè non ho le vertigini, insomma vorrei fare tante altre cose più belle e emozionanti. Mamma, vuoi Ma andare sì. a metà? No. Basta aver coraggio all'arembaggio col qua. Eccolo. Oh, baby, understand me. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please for me. I love you like Fontaine e del mondo. Vai Figari!